faccio un passo indietro, ma pensato, perché il candidato Luigi Brugnaro è l'unico che può veramente cambiare il destino di questa città. Renato Boraso ritira la sua candidatura a sindaco di Venezia per sostenere quella dell'imprenditore Luigi Brugnaro. Era l'unica scelta possibile, spiega, per non lasciare la città nelle mani di chi rappresenta il nuovo, nel senso in cui lo rappresentava Robespierre. Robespierre era un uomo che iniziò a tagliare le teste dei suoi colleghi per poi non cambiare la Francia e finire con il terrore decapitato anche lui stesso. Noi questo film non vogliamo vedere, riteniamo che l'unico cambiamento non può essere rappresentato da chi è iscritto al PD come Casson e che è circondato da coloro che hanno mandato al disastro la città. L'esperienza politica di Boraso, annuncia Brugnaro, sarà una risorsa importante per la futura amministrazione. In passato non siamo sempre stati d'accordo su tutto, ma è la bellezza di essere trasversali. Noi dobbiamo pensare ai cittadini, alla città, al progetto della città. Renato è una grande risorsa, è stata una grande risorsa ed è una persona libera, lui e le persone che l'hanno sostenuto. Oggi ha dato l'esempio di un grande gesto di umiltà e un grande gesto di coraggio. Le drammatiche condizioni in cui sono ridotte laguna e terraferma, sostiene l'imprenditore, sono il frutto di una mentalità sbagliata che per troppi anni ha dettato le regole in città. Abbiamo pensato per 20 anni che lo Stato avrebbe risolto i problemi, ci pensa il Comune, ci pensa Pantalon. Ecco, io penso invece che ci deve pensare il mondo del lavoro, non le cicale, quelli che cantano e non lavorano, ma devono stavolta prendere il potere del comune, la possibilità di fare un progetto strategico per la città, le persone che lavorano.